Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la Coppa Sicilia ottavi di finale che vede scendere in campo Pioppo Futsal e Palermo Futsal Club. Non è mai una sfida banale tra queste due formazioni, sono affrontate quest'anno già 3 volte e il risultato questo ve lo dobbiamo presentare, perché in un caso ha vinto il Palermo Futsal Club, in un altro il Pioppo Futsal, nell'altro ancora in Coppa, l'unico precedente in Coppa. Tra l'altro quest'anno tra queste due formazioni la gara è terminata in pareggio e noi partiamo proprio dal pareggio, perché si parte dal risultato di 3-3. Dunque per passare il turno occorre che si batta la squadra avversaria e non possono esserci altri scusanti. Palermo Futsal Club, Pioppo si gioca a Figarazzi al Pala San Pognaro, che ringraziamo per l'ospitalità. Nel frattempo sono già in campo i due capitani, Giuseppe Ganci e Viva la Fiora. Poi come sempre il tifo da parte di entrambe le tifoserie, meraviglioso come sempre. Tra i due capitani con il signore Alessio Mancuso a dirigere questo pomeriggio la sfida. C'è veramente un frastuono incredibile. Palermo va dalle parti del Pioppo per salutare. Ci aspettiamo veramente una partita bellissima questo pomeriggio, ma non abbiamo dubbi che questo possa essere un match impressionante, perché sono due squadre che, ricordiamo la classifica del campionato Serie C2, sono al primo e al secondo posto, distanziate veramente soltanto da centimetri, e di conseguenza due squadre che probabilmente meriterebbero di approdare in C1. Adesso anche i gialloverdi andrete da mister Gentile, con i rossoneri invece sono già andati da mister Gentile. Vediamo le scelte quali saranno. Ipotizziamo mister Gentile con San Martino tra i pali, l'abbraccio del DS Fabio D'Alessandro per caricare il giovane classe 2005. Poi Chimici dichiara Gennaro e forse Sujonne o forse Pisani, vediamo. Dall'altro lato invece ipotizziamo Tony Costanzo, portiere gigantesco per questa categoria, anzi mi permetto di dire fuori categoria per quella che è la sua qualità. Poi probabilmente Filippo Prestigiacomo al centro, poi ipotizziamo Lanza e Voltaggio come laterali, lì davanti l'assenza di Tori Prestigiacomo è pesante, però c'è Ganci, c'è Majorana, c'è anche Lucchese che può fare quel ruolo, vedremo chi effettivamente scenderà in campo. Intanto vi mostriamo il nostro scoreboard, 0-0 chiaramente il risultato, però attenzione all'ex di giornata, Peppe Alongi. Un Palermo Futsal Club che al momento, sì, vediamo lo schieramento, quindi con Gennaro, Sujonne, Chimici, Dichiara e San Martino, queste le scelte. Dunque il duello San Martino Paolo Mauro è stato vinto dalle giovani classe 2005 che sta veramente ben figurando in questa annata. Vediamo invece i gialloverdi con Lucchese, Ganci, Prestigiacomo, Voltaggio e Tony Costanzo. Dunque abbiamo indovinato in realtà 4 su 5 perché ci aspettavamo Lanza dal primo minuto, non è così, parte dalla panchina, ma sicuramente entrerà gara in corso. Intanto Gennaro sul punto di battuta, perché sarà lui ad iniziare questa incredibile partita. Inizia il match con Gennaro, Chimici e subito si parte con i rossoneri in fase difensiva. Sujonne pressa Lucchese, Dichiara, c'è uno spiraglio su Gennaro, tacco, palla che non passa. Prestigiacomo molto bravo, che ha giocato tanti anni qui al campo del Figarazzi, giocando nel Figarazzi chiaramente, poi passando invece al Pioppo nel mercato invernale. Un gran bel colpo quello, tanto era anche il cronometro, chiedo scusa, adesso lo aggiorniamo. Sujonne, passaggio verso il Dichiara, anticipo di Ganci, Voltaggio, porta lontano con Sujonne che va a pressare.
Lucchese, un po' troppo a frenezia forse da parte del 30, e si riparte dunque con Lorenzo Chinnici. Oggi manca Emanuele Fiorentino, manca anche Agostino Raccampo, manca anche Peppe Galè, un po' di assenze per mister Gentile, manca anche Lorenzo Lopez. Ma il roster è forte, tanto fallo di giocare. Sarà quindi calcio di punizione, il primo della partita. Lucchese, Voltaggio, Presti Giacomo, cerca Ganci, bello che lavoro di Ganci su John, è bravissimo a mettere il piede, la zampata, il punto giusto. Chinnici porta a spasso un po' il pallone su John, Di Chiara, gestica un po' sul pallone, Ganci cappa su John e poi Presti Giacomo lascia fuori il pallone saggiamente dalle parti di Marco Stazzi. Ganci mette giù la palla, nel frattempo su John e beve, non si accorge, Ganci su John e dunque sarà rimesso dal fondo perché il pallone dovrebbe essere terminato fuori. Troppo il muro non ci aiuta chiaramente. Di Chiara fronteggia Voltaggio, non ne va al tackle, lo guarda da lontano e sbaglia il passaggio invece su John. Non si è inteso con Gennaro, pochi palloni per ora per il pivot rosanero. Voltaggio, Presti Giacomo, Gennaro, Presti Giacomo, Lucchese, Lucchese, palla fuori, poi su John batte verso Chinnici, finta, Leosi a bocca Ganci, va passo da Di Chiara, palla dentro, Toni Costanzo blocca e subito Lucchese su John, non lo vuole fare girare, non ci riesce perché Lucchese fa una gran bella giocata, Lucchese tacco, visto forse un po' troppo, però dopo quel tipo di giocata ci può anche stare chiedere quel tipo di soluzione successiva, è anche giusto. Su John, Gennaro di testa, Presti Giacomo Maggio, non c'è nulla. Rimessa rosanero, zona offensiva, Presti Giacomo chiedeva il calcio di punizione, ma non c'è nulla, rimessa rosanero. Va su John, lascia a Chinnici, mette dentro Gennaro, Presti Giacomo, poi si riparte in contropiede, su John lo fronteggia, lo tampona il giusto, poi Voltaggio su John, Di Chiara, Chinnici su John ancora. Palla fuori con Voltaggio che la tocca per ultimo. Gennaro, non c'è nulla, poi scontro ma Presti Giacomo. Lucchese, bella giocata, Lucchese San Martino, bella parata, l'ha vista anche all'ultimo. Gennaro ancora con Presti Giacomo,
molta velocità al posto di voltaggio, quindi ci aspettiamo più velocità, meno senso tattico però. Gennaro non tiene la palla, Alongi, bella presa sul diagonale, poi cerca un passaggio direttamente però dalle parti di Giovanni San Martino, fuori di Chiara, dentro capitano Fiora, si gioca il doppio pivot. Gennaro di ritorno, Franco la porta, calcia, fuori. Anzi no, dentro la Fiora, fuori Gennaro, quindi va a fare il pivot classico. Pensavamo la Fiora versione laterale, ma così non è per mister Gentile, perché Di Chiara esce per Pisani, dunque Pisani laterale, Vito la Fiora invece come attaccante, dunque come pivot. Pisani mette giù la palla, vediamo com'è il primo controllo, perché poi in settimana la Fiora! Mancino improvviso, poi una deviazione, non c'è nulla. Dicevamo Pisani che ha parlato amico per la società, parlando insomma della sfida, dicendo che è una gara molto importante, non è mai banale quando le squadre così si affrontano. Anche il risultato è sempre stato equilibrato, una vittoria a testa e un pareggio in coppa. Tanto dentro anche Lanza al posto di Ganci, quindi il pivot è Ferrara in questo momento, lui che è un laterale, dunque una posizione un po' insolita per lui. Luci lo salto veloce, però Ferrara è molto bravo, perché in fase di liquidamento difensivo mette il piede nel punto giusto. Palla Fiora, deviazione, sarà dunque rimessa. Non basta, Toni Costanzo allunga il campo, Ferrara non impatta la palla di Toni Costanzo, Chinnici dal centro, la Fiora non è riuscito ancora al campo né Presti Giacomo né Lorenzo Chinnici. Pisani, Chinnici, centrali sono giocatori fondamentali. Si riscalda però Cumina che poteva vedere il posto, mi sbaglia Franco, non è nemmeno il primo errore, non è nemmeno il primo errore che fa questo match, non è partito perfettamente il 14 rosanero, quindi invece ha fatto una grande stagione con 23 gol e 18 assist tra Coppa e campionato, insomma è andata incredibile. Lanza, Ferrara, Franco, bravo, poi bene il pallone, Lanza ancora, la Fiora. Sarà quindi rimessa a Pioppo. Alongi, centrale, sbaglia il tocco. Fiora, si gioca forse per un buon lavoro lì, conosce bene il campo e si vede. Lanza, Pisani molto, poi la Fiora, però forse c'era un fallo su Pisani, era molto vicino l'arbitro, ha detto di no. Pisani, la Fiora, 10 poi di prestigio, poi Pisani la lotta, Pisani lotta sempre con Lanza, che fa andare poi da San Martino un rischio di cui invece ma ben fatto, sbaglia Franco e fa fallo, si continua, Ferrara ancora Chinnici, poi giallo per Franco, cartellino corretto, ma effettivamente preso nettamente l'avversario in netto ritardo. Tanto Gumina è pronto a entrare, forse per Presti Giacomo. Laterale per il Pioppo con Chinnici che in precedenza ha salvato tutto sulle possibilità
sbarra dentro, sarebbe stato un facile tapene. Lanza, alza il pallone, ferra di testa, Pisani ancora, allunga, poi la Fiora con Alongi, che sono i compagni di squadra del Parma Futsal Club. Invece Alongi e Pisani non solo con il Parma Futsal Club, anche con il Palermo Calciacentro. Entrambi cresciuti nel settore giovanile del presidente Sandro Messero, e quest'anno ha fatto una stagione gigantesca in Girona, terminata al secondo posto, facendo comunque un'annata impressionante, bisogna sicuramente dirlo. Intanto dentro Gumina, fuori Prestigiacomo, questo è il cambio di mister Shortino, che dunque decide di dare nuova linfa alla retroguardia con Gumina, che infatti prende il pallone. Di Franco viene chiamato al cambio dentro Catania, che torna dopo diversi turni di stop. Due falli per il Pioppo, 3 invece realizzati dai rosanero, 0-0 invece il risultato. Nel frattempo le urla di Toni Costanzo, che vuole caricare i suoi, cercando di suonare un po' la carica. Sarà quindi calcio di punizione. Andrà Lanza, vicino a lui Gumina, riesce a ricevere il pallone, ma cerca la porta! E poi San Martino riesce a levarlo dalla porta, la Fiora, forse c'è fallo col Forza. E dunque calcio di punizione, fallo di Lanza sulla Fiora, con Chinnici che fa al centro, si appoggia un po' sul capitano, vuole girarsi, lo fa bene ma non inquadra la porta, è difficile. Scuscia via sempre molto bene con la sua velocità. Lanza, Gumina, può allargare il gioco, forse Catania non ha difeso benissimo per San Martino sul tentativo anche di Ferrara di dar fastidio sul tiro di Gumina. Bella occasione per il Pioppo. Chinnici sbaglia il passaggio perché chiude di quale Alongi, poi la Fiora addosso a Costanzo. Gumina, Lanza, sfodera la velocità Catania, chiude le gambe, intanto Nicchia è pronto ad entrare. Forse per la Fiora. Catania ruba il pallone, bella giocata che lascia per la Fiora, ribattuto Pisani a sul mancino, non trova però la porta, ma si fanno vedere anche lo Rosanero, però meglio già lo vede. Qualità morbida per Ferrara che scoscia via San Martino, bella parata, anzi bella uscita più che parata. Catania, Pisani, la Fiora vuole girare, non riesce molto bene, e poi inizia Pisani, se l'è dimorato qui, che palla della Fiora, poi Mister Shortino chiama il time out. Pisani ha avuto la chance di sbloccare questa partita con la Fiora che l'aveva messo davanti a Toni Costanzo. Era bellissimo. Intanto fuori la Fiora, dentro Nicchia, però time out per consentire alle squadre di vedersi un attimo. Sono effettivamente correndo tanto, non ci stanno fermando un momento. Lo stempo è altissimo, lo sappiamo, c'è bisogno di un po' più forte. Il ritorno di Coppa, ottavi di finale, poi non so che poi stanno girando anche il campionato, quindi non è soltanto Coppa oggi, chiaramente. E quindi rimessa dal fondo con Toni Costanzo. Come sempre morbido, a palombella al centro, Ferrara con Chinnici, vuole girarsi, fa un bel lavoro qui, non è un pivot però lo sta facendo bene.
anche Alonge che parlare. E si fa sentire qui il signor Mancoso. Ed è doppio giallo e cartellino rosso. Ha dato 2 gialli, dovrebbe essere cartellino rosso. Allora, in realtà è stato 2 gialli, però si riferiva chiaramente a quello di prima, quindi un giallo soltanto, chiaramente, ok. Tutto chiaro adesso. Sarà dunque rimessa Pioppo che chiaramente la ridarà ai rosanero. Poi Alongi, Nicchia la tocca. Poi già si Ferrara che invece ancora giganteggia, non vede nessuno dei compagni, rientra che invece finta contro finta, torna dietro, Nicchia, mette un po' di pepe all'azione, Pisani non passa per... Dunque Ciolino, fuori Pisani dentro di Chiara. Un po' di rapidità in più, poi Di Chiara per la tua diagonale.
secondo me. Facciolino effettivamente ha fatto una buona partita al momento. Lui ha un tiro molto secco con il sinistro e anche forte. San Martino come Dure che parla per infastidire l'esperto numero 8. Facciolino! Sbaglia! E riapre subito e calcio! Non poteva fare nulla qui San Martino, chiaramente. Si torna in parità, Gennaro, Costanzo, Lucchese, Alongi, facile preda di Chinnici, di Chiara, poi Lumina, senza fare complimenti. Insomma, stiamo vedendo degli interventi molto duri da quei lati, chiaramente. Gennaro, tacco, poi il blocco, tutto in tempo anche su John per Catania. Lucchese salta su John, va giù e Giannoni. Gennaro è solo, cerca un appoggio, Di Chiara va giù, e poi forse il fallo ci deve stare e infatti calcio di punizione. È rimasto giù Gennaro, alzato da Ganci, sempre molto sportivo il capitano del campo. Subito a chiedere anche se fosse tutto ok all'altro, non numero 9 però attaccante, perché indossa la 22 Gennaro. E calcio di punizione, forse un time out adesso ho chiamato, credo, vediamo perché il 0 vanno tutti da Mister Argentina, quindi credo sì, c'è stato un time out. Non avevamo visto la prossemica da parte del direttore di gara che aveva indicato il time out. Vediamo se ci sarà qualche cambio con il direttore campo. Mancano 3 minuti più recupero, 2 sicuri perché segue time out, quindi sicuramente 5 minuti. Fischio, Zigaro Mancuso, si ritorna in campo dunque con il calcio di punizione. Chi sta parlando con Gennaro, chissà che non si siano messi d'accordo per fare uno schema. L'unico in campo al momento fin dall'inizio è sempre Lorenzo Di Bravi Nici. ragazzi, bravi, forza! Bravi ragazzi, vai, siete bravissimi! C'è Sujan sulla battuta di Chiara, ma attenzione alla posizione. Quanto scherza Sujan con il preparato atletico del pioppo, Marco Carlini, salutiamo. Chiaramente. Due si conoscono. Fischi da parte del pubblico. Di Chiara su John. È uno schema per Chinnici! La traversa per fare il gol. L'aveva presa benissimo Lorenzo Di Nici. Presti Giacomo, risulta si è salvato il pioppo. Majorana, Chinnici, centrale, Gennaro, fa la lotta con Prestigio, entra anche il vantaggio, vantaggio. E fallo di Gennaro. Ed anche quinto fallo. Con Gennaro.
su Jean, San Martino, Di Chiara, Chinnici, complica la vita, Di Chiara, Chinnici, poi Majorana, ruba lo spazio, non il pallone, tutta alta, Di Chiara, mette giù la palla, si gira, effettivamente troppo veemente la sua spinta, ma calcio così anche qui Gennaro se ne fanno di queste cose, non era fermo, poi Gennaro e Giacomo Di Giallo e Gennaro, però non vedo tanto Gennaro. Così forse bisogna dare entrambi. Evidentemente soltanto Gennaro in questo caso ha avuto la colpa e quindi giallo per il 22, giusto in questa cosa. Definizione dal limite con Lorenzo Chinnici che andrà a battere ai rotini battuta. Approfitta anche per allacciarsi le scarpe il 10. Perché da lì potrebbe calciare ma Chinnici guarda i compagni, cerca la porta, taglia verso il primo, poi Costanzo alto, voltaggio San Martino, Di Chiara e palla verso Chinnici, Gennaro, questi Giacomo. Majorana su Jean, il fallo e tiro libero Pioppo, mano di Sujan, però c'era forse un intervento prima. Tiro libero, vediamo chi batte, perché forse va Majorana, no, ha preso Giacomo contro San Martino. Sono girato per Giacomo. Giacomo voleva un fallo e invece l'ha fatto. Ha preso Giacomo perché sembra una rincorsa voglia andare lui contro San Martino. Il giovane classe 2005, vediamo come si comporta. Ha preso Giacomo! Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 25 del Girone A di Serie C2 che vede scendere in campo Futsal Emilia, i padroni di casa, e Palermo Futsal Club, anche probabilmente proiettato su quello che sarà il futuro della prossima stagione. Inizia anche il match dunque con il primo tocco di La Fiura verso Chinnici su Jean. La Fiura si inserisce su Jean, tacco di ritorno, La Fiura, Renicella
Ecco la prima parata, ma che palla di Sujan. Poi Sujan in mezzo a due, Chinnici ancora spazza male, palla che rimane lì, Naccari la tiene, può calciare Naccari, Calè, poi Pera ancora Pera! E la sblocca! Pera fa 1-0! Va Naccari dunque a battere, battuta corta, Parisi, Guglielmini! Luca Cali ancora! Ed è 2-0 Miri! Fiorentino salta l'uomo, Fiorentino! Palo! Si è acceso Emanuele Fiorentino, becca subito il palo. Sciacca, libera Guglielmini, ancora è veloce, Guglielmini! E fa il terzo con la punta! E fa il terzo, 3-0! Finicella, un 3 contro 1, Sciacca ancora! E segna ancora Sciacca, fa 4-0! Fiorentino, la Fiura ancora, Gennaro dentro per Farina! Se lo divora, palla che rimane lì, Franco ancora Farina, poi c'è da Mitaro, Parisi può calciare verso la porta, non la trova, Parisi, la Fiora ancora, Gennaro va giù, qui forse ci sarà il fallo, si continua, Franco! Gol di Nazareno Franco, 4-1, è rimasto giù Gennaro, forse c'era il fallo, poi Gennaro ancora, Franco, flipper, Rinicella. Si cerca uno spiraglio, non c'è nulla, lo difende benissimo la squadra di Mister Gritto, poi palla che passa Franco, Gennaro! E adesso passa il pallone, lo passa Franco, lo segna Gennaro e fa 4-2. Ma Gennaro invece lascia alla Fiura che calcia Rinicella, poi la Fiura ancora, palla che passa e Paresi sulla linea. La Fiura dentro Gennaro di prima, Gennaro ancora, Gennaro! Passaggio perfetto di Franco ancora, 4-3. Oggi 2 gol, una gran bella partita in generale. Chinnici, Vivarelli può calciare col senso palo, Rinicella! E poi Gennaro! La tripletta personale! La conclusione perfetta di Vivarelli, perché arriva il pareggio di Gennaro, 4-4. La conclusione veramente per pochissimo. Sciacca, Chinnici ruba la palla, Gennaro può calciare, allarga, Chinnici ancora salta l'uomo, Chinnici dentro, Gennaro! E 4-5! Il Palermo Futsal Club non vuole mollare e lo dimostra con il poker di Gennaro che si riprende i suoi compagni, si riprende la maglia del Palermo Futsal Club. 4-5. Conosceta, però era molto vicino San Martino, fa una bella mano su Sciacca, poi fallo. Pannaccari, potentissimo, però respinge San Martino, poi Ciara Mitaro. Poi Naccari! Però tutti in controtempo, soprattutto San Martino, ed è 5-5. La ripresa Naccari, che esulta con i compagni. Su Jean. La Fiura, Franco mette dentro Gennaro, aggancia, Gennaro! Ancora Gennaro! Ne fa 5 da Gennaro, 5-6! Sciacca potrebbe cercare la conclusione, non lo fa, Parisi lo fa adesso, finta, va sull'interno, Parisi! San Martino! Che cosa ha parato Giovanni San Martino? Un gol che ha fatto qui in questo campo in coppa, perché invece pressione altissima, non c'è nulla e va bene così! Il Palermo Futsal Club vince nonostante il grandissimo svantaggio con il risultato di 5-6 e continua il sogno della formazione di Mister Gentile, continua almeno per un'altra settimana.
siamo tornati per il secondo tempo della sfida tra Pioppo Futsal e Palermo Futsal Club. 2-1 il risultato. Sciolino e Prestigiacomo in gol per i gialloverdi, protocollo invece dello scopo. San Martino dichiara Chinici, Vivarelli e Attura. Dall'altro lato Costanzo, Alongi, Prestigiacomo, Voltaggio e Ferrari. Sul pallone. Ricomincia il secondo tempo, primo tocco giallo-verde con il Voltaggio attaccato da Vivarelli. Lui che è entrato molto bene nella sfida contro gli Emiri. Vediamo oggi come
di voltaggio, cerca Ferrara, vince il duello, Ferrara! A gol, ma c'è un fischio prima. Un fallo a testa nei primi 4 e 37 di gioco. Chiara per la Fiura, e ancora la Fiura. Questo gioco. E calcio di punizione dovrebbe essere per il rossonero, sì, qualcosa di... ma fortunatamente il conteggio dei falli davanti. Sì, punizione con la Fiura che batterà. Tanto Franco è entrato per Ivarelli, dicevamo. Se cercherà la porta, capitano la Fiora, potrebbe essere una soluzione. Guardando attentamente la porta, e infatti cerca il tiro, da dimenticare però. Costanzo, Alongi, sceglie l'interno del campo, bella giocata, Ferrara non arriva l'appoggio verso il vantaggio, dice non va bene Alongi, la Fiora si riparte, la Fiora! Costanzo ancora, prende pure questa! Sembra veramente un remake di quella che è la gara che è andata, ricordiamo 3-3 risultato con Toni Costanzo, invece una partita sontuosa e oggi si sta veramente ripetendo a quei livelli. Quindi ci sbaglia il dribbling, Ferrara ancora, e se il Pioppo è avanti al momento di una misura lo deve al portiere, perché Costanzo ha fatto un 4-5 miracoli che veramente fanno la differenza in partita e lo stanno facendo anche questo pomeriggio. Per un portiere così è sempre una fortuna e il Pioppo lo sa. Toni Costanzo non ha bisogno di presentazione. Nasconde, poi riesce a calciare, deviazione di Lucchese, quindi calcio d'angolo con Di Chiara, Franco appoggia Chinnici, Di Chiara, la Fiura si mette col corpo, si gira, la Fiura mette dentro la palla, potreste Giacomo, la fa sua, vuole un appoggio, non c'è nessuno. Si lamenta un po', la tira l'ho presa, poi Franco, palla che passa, Ferrara può puntare, Chinnici se la prima un po' troppo. Chinnici fischia tanto, qualche brivido per Di Chiara, poi la Fiora, questi Giacomo. Il Palermo fa la partita ma è sotto l'orizzontato al momento. Il passaggio, quella che non passa, rimessa laterale, Chinnici in anticipo di Ferrara che quasi va preso il tempo, poi Chinnici ha messo una mano davanti e ha preso la paternità del pallone. Chinnici, finta contro finta, va sul sinistro, cerca la porta e ancora una traversa, per adesso è tanta, forse troppa sfortuna per Ferrara. Fiura, Fermo che meriterebbe il pareggio quantomeno. Chinnici ancora Presti Giacomo, e Ferrara Franco della rumba, Presti Giacomo con San Martino blocca, ma che timore questo. La Fiura cerca di dialogare con Franco che ne si dice adesso, allarga Di Chiara, oggi si sente anche un po' la mancanza di Fiorentino, dei grandi assenti, ma non è l'unico, mettete in precedenza. La Fiura imbucata
Franco e Toni Costanzo ancora, però questa volta sembrava fuori. Andrà Franco a battere. Sbaglia il passaggio, Alongi veloce, in contropiede, Alongi la fiora. Sono loro che si buttano! È dolorante Alonso. Scontro dolorante. Vai Vito! Vai Vito! Con l'ex compagno. Si incazza Alonso. Rimessa laterale. Da veloce verso Alongi che si è ripreso. Franco va subito a raddoppiare. Poi rimane comunque lì di Chiara. Quindici. Sbaglia. Palla ancora! E poi San Martino mette il calcio d'angolo. Rischio gigantesco con Lucchese lì davanti. Poi rete Giacomo. Solo potenza. Con i calci piazzati hanno fatto la differenza per il Pioppo. Un rigore, un tiro libero. Questi Giacomo. E rimessa Rosanero. Vedete ci sarà spazio per Gennaro, ovviamente è seduto. Chimici con Majorana e veloce che inizia ancora, salta tutti ma non presti Giacomo, torna dietro di Chiara, appoggia Franco, punta sul destro, Franco prende in pieno Alonso, calciato cadendo Franco. Sarà rimessa tra la zona offensiva con Franco che dialoga con Di Chiara, poi Chimici, la Fiura, non c'è nessuno al centro, lo fa la Fiora che infatti perde anche qualche istante di gioco, poi Chimici, adesso sinistra ma sul sinistro, Franco si appoggia, Di Chiara, si stimpa, Franco si era girato, Costanzo, palla alta, Di Chiara di testa, Bravo, bravo! dentro Nicchia, fuori la Fiura, però anche time out, e dunque un piccolo momento per riposarci un attimo, magari ha aperto veramente a tutti i risultati, 2-1, ma credo di poter dire che magari abbia avuto occasioni maggiori rispetto al Pioppo Pozza, due traversi, difense però importanti di Toni Costanzo, quindi qualcosina ai punti forse meriterebbe di più la formazione di mister Gentile, però al momento il risultato è di 2-1 e quello che ha fatto la differenza sono i tiri i calci piazzati con un tiro libero e un calcio di rigore al momento. Nel frattempo mister Gentile sta parlando, sta dialogando in maniera anche molto vivace con i suoi ragazzi. Adesso fuori la Fiora dentro Nicchia. L'eroe della sfida contro la Tela Cosmetamino, full gol. Anche se poi il gol finesco del Gennaro. Intanto dentro Gumina. Vai Nazareno! Al posto di Presti Giacomo. Majorana. Appoggia Lucchese sul sinistro, Nazareno fa conclude. E rimessa laterale, sarà offensiva per il Pioppo. Dentro Majorana. Santino. Ha ripartito con suoi con Dichiara che prova a mettere giù la palla. Trova il massimo, la rimessa laterale da quella posizione. Vedo che di più non potesse fare. Poi il tocco. Gumina. Che fa rimbalzare la piena in campo. San Martino blocca. Adesso Franco. Alongi 2 contro 1. Poi Chimici la tocca Alongi. Però c'è un fallo prima. Di Chiara si allarga la nicchia, c'è dietro però con Lorenzo Chimici, Chiara va dietro, non ha uno spazio, c'è la velocità di Franco, tenta da adesso per alla sbagliata, Capacchetti Coglieno, Lucchese per la gioca, Lucchese ancora, Lucchese San Martino! E poi il primo gol, e fa 3-1, l'esultanza
con Muti. Franco appoggia con Chinnici, ritorno nuovamente alla chiusura perfetta di San Martino. Pisani, Nicchia cerca la conclusione, palla fuori, tenuta in campo. Majorana, Cumina alza il pallone, Chinnici di testa per Franco, Alongi, non c'è nulla, Majorana appoggia Lucchese, San Martino e poi Pisani a tira di sfumatato, dice poi gran bel dribbling a passare, apparecchia Nicchia con Costanzo. Ciaudino si mette davanti a Nicchia senza fargli vendere il pallone, ma non bel gesto. Infatti Pisani va subito a difendere il compagno. È rimasto giù però Costanzo, forse grave. Minuto 47 di gioco. Per chi vi fosse l'intento di questo istante. 3-1 il risultato. Chinnici, Franco, Pisani, Nicchia tiene il pallone, fastidio Cumina, poi Chinnici, Pisani, c'è spazio, Chinnici, sceglie la soluzione Pisani. Ricambia il pallone, Nicchia avanza, Nicchia, deviazione di Cumina, poi Chinnici cerca uno spiraglio, lo trova adesso con Pisani, ma non va a dar fastidio e prende anche il pallone di Chiodo. Continua il calcio d'angolo. Franco al volo, calcia, Alongi si era coordinato bene qui Franco. Nicchia sbaglia il tocco verso Pisani e poi quando entrerà Gennaro perché non è ancora entrato intanto dentro anche Lanza ed è lui poi che ha un po' di minutaccio quest'oggi. Pressione alta, poi Lucchese, Chinnici con il petto. Ma Chinnici, ma ecco era l'ultimo rosonero, quindi giallo-verde. Lanza, Cumina. Lanza, Majorana, bel lavoro qui. Cosa appoggia? Lucchese! Palla fuori. Chinnici. Passa su, Majorana. Apertura, luminare, verso Nicchia dentro, Franco ancora! E sulla linea Cumina. Occasione gigantesca, risbaglia Pisani, Lucchese lanza a largo, può appoggiarsi al compagno, salta Nicchia. Non c'è nulla, Pisani in mezzo a due, lanza, molto bene la terra, avanza! E poi San Martino. Un po' di sfortuna anche per il rossonero, un gol stava sulla linea, uno sbagliato a porta vuota e due traverse, insomma, non è una giocata fortunata per il rossonero. Dentro Gennaro per Nicchia. Lanza! Va fuori. Dentro Vivarelli per Pisani. Chinnici spazza, ci prova a metterci la palla, era difficile ma lo fa.
fare battere velocemente, è corretto, però non in maniera reiterata, questo sicuramente. E dunque 3-2 risultato, però che lavoro di Gennaro, antifallo cumulativo, e Gennaro con la palla bassa, Chimici, Nazareno, dai! la rimessa tra le pioppo con Cumina, gran bella partita per lui, Lanza, Franco la tocca, rimane lì, Rivarelli, alla peggio nel duello, Lanza ancora, Lanza! E San Martino chiude sul primo. Gran bella partita anche per il portiere classe 2005. Il più piccolo in campo, ma sembra un veterano. Poi rimessa, cambio, palla forse o il movimento non mi sta bene. E time out di Mr. Gentile. Sono 8 minuti. Tanto rientra in campo anche Ciolino. Dunque, piccolo momento di break, mancano 7 minuti. E un extra time, chiaramente. No, ci saranno 2 minuti di recupero, questo è chiaro perché con i time out è regolamento. Qualche altro minuto forse poi di là. 7 più recupero, ricordiamo quindi potenzialmente 9 minuti. Intanto il Facili della panchina perché Mister Gentili vuole fare la giocata della scorsa partita. Il quinto movimento con il San Martino e la Fiora che si dovranno interscambiare. Dentro anche Ferrara, dentro il Taggio, poi Lanza. Vai, Vito! Ha giocato molto poco Lanza, non ci aspettavamo questo. Uno dei giocatori più forti della formazione giovanile. La Fiora, chi dice? Rivarelli, cambia tutto, la Fiora, Franco, dentro verso Gennaro, poi Ciolino, Inici sbaglia l'aggancio, poi Ferrara a porta vuota! Sbaglia anche lui, non era facile. Rivarelli, brividi, si poteva anche chiudere la partita Ferrara. Rivarelli, Chimici, poi la Fiora al centro, Rivarelli, Inici e poi sul volto di Ferrara. Serviti anche per Peroni. Gran bella partita per Ferrari comunque. Gennaro, poi Voltaggio si mette davanti. E Voltaggio dice qualcosa. Infatti signor Mancuso era vicinissimo a sentire tutto chiaramente. Rischia un po'. Ciolino alza la palla. Poi in mezzo al fondo con il portiere Vito La Fiora. Inizia ancora! Ha provato, la palla rimbalzava bene. Ci ha pensato 2 volte per iniziare a San Martino, Vivarelli. Rientra la Fiora. Si insiste con il quinto di movimento. 3-3 l'andata, ricordiamo. Al momento 3-2. Perché dentro palla su Vivarelli, che non ci è arrivato, non era una palla facile. Poi fuori la Fiora, dentro San Martino, ormai non ve lo diciamo più, lo sapete voi benissimo, quando si attacca e la Fiora ad andare chiaramente a dare nuova in più, lo sbaglia Ferrara, quando si difende invece entra San Martino. Vai, Rivarelli, Rivarelli ancora, Inici sempre, si cerca la giocata del numero 10, anche oggi uno dei migliori, forse il migliore in campo dei suoi. Dall'altro lato credo anche della partita il migliore in campo è Toni Costanzo, ma dubbi non ce ne sono. Ha fatto diverse parate impressionanti. La rimessa di Varelli appoggia dal capitano
si conclude verso la porta, pallone lì, Franco ancora, si incestica, la Fiora va giù, questo fallo. Sarà calcio di punizione, lo ribatte. È una posizione buona anche per calciare. Dunque la prossima sarà tiro libero. Vediamo se calcerà verso la porta Capitan Vito La Fiora, lui che ha realizzato 6 gol nella gara di Serie D contro il Pioppo. Di Varelli calcia, vantaggio, si dispera il capitano rossonero. Vivarelli per Franco e poi Ciolino sta per fare una rovesciata da figurine probabilmente, e per citare le figurine, la prima rovesciata con l'immagine di Parola, bella chicca questa. La Fiora, Franco per Gennaro, ma non passa, Chinnici ancora, Toni Costanzo blocca, poi cerca la porta, la Fiora che la mette in calcio d'angolo, il portiere lo può fare. Calciare, ha segnato una Fiora ha salvato il gol. Ora la Fiora dentro San Martino, mancano 2 minuti il recupero chiaramente. Costanzo ha provato a farlo bellissimo in precedenza. Il taccio, Vivarelli dopo la palla, Vivarelli ancora scivola, non c'è nulla. È rosa! È rosa! Rimessa rosanero. Vivarelli, Chinnici, entra in campo anche la Fiora. Vivarelli, ottima porta quando è entrato. Non bene ad inizio secondo tempo, meglio adesso. La Fiora, Chinnici, Vivarelli, la Fiora ancora, quasi una filastrocca, non c'è modo di scardinare la difesa del Pioppo che è veramente messa benissimo. Vivarelli cerca il tocco, palla rimbalza, poi Costanzo ancora. Anche Pisani a fare da raccattapalle ormai. Mancano 50 secondi, la fila col tacco, superficiale però. Gioco il cronometro adesso, Ferrara che inizia ancora, chiude e poi Vivarelli.
Vito La Fiura contro Costanzo, i fischi per il capitano rosanero. Una bolgia, il Pala Sampognano di Figarazzi, oggi tinto di giallo-verde. Va La Fiura, Costanzo ancora, con un gol. Vivarelli, La Fiura mette giù, manca veramente pochissimo, Chimici. La Fiura ancora, Vivarelli si mette in proprio, poi ci ripensa, Chimici